Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. È martedì 21 aprile 2026. Trump stringe l'Iran in un angolo. Ultimatum su Hormuz, petrolio a rischio. E il conto potrebbe arrivare nelle bollette degli italiani. Salvini attacca Bruxelles. Sospendere patto di stabilità e Green Deal o il caro energia ci travolge. Dopo 34 anni chiude il cantiere dell'Asti-Cuneo. L'A33 è finalmente percorribile. Sul decreto sicurezza, scontro istituzionale. Il Quirinale frena i rimpatri e il governo corre ai ripari. In Albania, il centro di Gjader diventa il banco di prova della politica migratoria. E oggi l'Italia trascina l'Austria davanti alla Corte di Giustizia europea sul Brennero. Questi e molti altri temi nel giornale di oggi. Restate con noi. Trump stringe Teheran. Ultimatum su Iran e Hormuz. Giornata decisiva sul fronte internazionale. Qui non siamo alla diplomazia delle buone intenzioni, siamo alla deterrenza vera. Gli Stati Uniti alzano la pressione sull'Iran con una linea chiarissima. O accordo sul nucleare, oppure si torna allo scontro. Washington tratta da una posizione di forza. Sul tavolo il blocco navale nello stretto di Hormuz, il sequestro di una nave iraniana e un ultimatum che non lascia spazio a equivoci. Non è un'escalation improvvisata, è una strategia. Il messaggio è diretto a Teheran, ma anche a tutto il Medio Oriente. Donald Trump non alza i toni. Donald Trump costringe l'Iran a scegliere. Hormuz significa petrolio. Petrolio significa trasporti, energia, prezzi. In queste ore si decide anche quanto pagheremo tra bollette e carburanti. Non è solo geopolitica, è economia reale. E il conto rischia di arrivare nelle tasche degli italiani. Salvini sfida Bruxelles. Stop ai vincoli sul caro energia. Sospendere patto e Green Deal. Dalla geopolitica alla politica interna. L'Italia non può restare ferma mentre l'Europa impone regole che rischiano di bloccarla. Salvini lega la crisi internazionale al caro energia e attacca i vincoli europei. Se non si sospendono patto di stabilità e Green Deal, l'Italia rischia di pagare il prezzo più alto. Il ministro è chiaro. Niente nuovi lockdown energetici, niente austerità mascherata. Serve libertà di intervento per sostenere famiglie e imprese usando risorse italiane per aiutare gli italiani. Il paradosso è evidente. Si trovano miliardi per la difesa, ma sostenere aziende e lavoratori diventa complicato. Per Salvini così non funziona. La linea è netta. Prima il sistema produttivo, poi i vincoli di Bruxelles. Asti-Cuneo, finalmente è finita. Dopo 34 anni chiude il cantiere e l'opera è finita. Arriva una notizia che parla chiaro. L'autostrada Asti-Cuneo è finalmente completata. 34 anni di attese, rinvii e polemiche. Un'infrastruttura strategica che collega territori, riduce traffico, taglia i tempi di percorrenza e aumenta la sicurezza. E soprattutto un segnale. Quando si decide, le opere si fanno. Il completamento dell'A33 diventa il simbolo di una politica che chiude i lavori, non li annuncia soltanto. Il messaggio è diretto. Meno burocrazia, più cantieri. Resta però un nodo. Il caro energia e i vincoli europei rischiano di rallentare altri progetti strategici. Un'infrastruttura finita è un successo, ma un paese che si ferma è un problema. Rimpatri, lo Stato si inceppa. Scontro sul DL sicurezza. Il Quirinale lo frena. Non è un dettaglio tecnico, è uno scontro politico vero. Sul decreto sicurezza si gioca una partita decisiva. Lo Stato è in grado di far rispettare le regole oppure no. Il nodo è la norma sui rimpatri. Il Quirinale solleva rilievi, il governo corre ai ripari. I tempi sono strettissimi. Il punto è questo: chi decide davvero sui rimpatri? Da una parte procedure rapide ed efficaci, dall'altra ricorsi, cavilli e rallentamenti che spesso impediscono di eseguire le espulsioni. Il rischio è uno Stato che non riesce a far valere le proprie decisioni.
E sicurezza e rimpatri non possono restare bloccati tra norme e rinvii. Albania, la prova dei fatti. Centro migranti sotto i riflettori. Dimostrare che funziona. Il centro di Gjader, in Albania, diventa il simbolo dello scontro sull'immigrazione. Da una parte la polemica politica, dall'altra la volontà del centrodestra di dimostrare che i rimpatri si possono fare davvero. La visita al centro punta a ribaltare la narrazione. La gestione dei migranti può uscire dalla logica dell'emergenza permanente. Non uno slogan, ma un metodo. Il centro albanese è un banco di prova concreto. Funzionano i rimpatri? Funzionano le procedure? La risposta per ora è politica, ma nei prossimi mesi dovrà diventare operativa. Il tema non è più se intervenire, ma come farlo davvero. Brennero. Ora basta, stop. Italia trascina l'Austria davanti alla Corte europea. Chiudiamo con una battaglia che riguarda direttamente l'economia reale, il Brennero. Oggi l'Italia porta davanti alla Corte di Giustizia europea il ricorso contro i divieti austriaci al traffico pesante. Non è solo una questione di camion, è una questione di sovranità economica. Ogni blocco lungo quel corridoio significa costi più alti, consegne più lente, imprese più deboli. Il Brennero è una delle principali arterie commerciali d'Europa e l'Italia chiede di farlo funzionare senza ostacoli. Chi produce deve poter trasportare. La sfida è tutta qui: difendere il lavoro, non bloccarlo. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Hormuz, imprese in trincea. La crisi sullo stretto entra nelle fabbriche italiane. Non è una crisi lontana, è una crisi che entra nei conti delle imprese italiane, nei costi dei trasporti, nei tempi dell'export, nelle bollette di chi produce. La tensione tra Stati Uniti e Iran sta trasformando una rotta marittima in un moltiplicatore di rischio per l'economia reale. E il punto è semplice. Mentre la geopolitica cambia in ore, le aziende si adattano quasi in tempo reale. L'analisi del sussidiario mette a fuoco questo. Industria e geopolitica non sono più mondi separati. Le imprese manifatturiere lavorano già in condizioni eccezionali, tra incertezza sulle forniture, rincari delle materie prime e pressione sulle rotte. La crisi tedesca, lo stop al mercato russo e ora la minaccia su Hormuz si sommano e colpiscono soprattutto chi esporta. La pressione americana obbliga tutti gli attori a prendere posizione, ma il problema europeo è la velocità. Mentre chi produce ricalcola margini e assorbe costi, la risposta politica resta lenta e burocratica. Chi difende la competitività del nostro sistema industriale? Le imprese si stanno già muovendo. Chi governa non può limitarsi a inseguire. Il mondo cambia in ore, ma Bruxelles ragiona troppo spesso in mesi. Energia, il conto d'Europa. Prezzi, bollette e ritardi. Il costo dell'immobilismo di von der Leyen. La crisi energetica europea ha già un prezzo. E quel prezzo ricade su aziende, famiglie e filiere produttive. Secondo l'analisi del sussidiario, se la tensione in Medio Oriente si prolunga, le imprese manifatturiere italiane potrebbero affrontare un aggravio fino a 21 miliardi di euro rispetto all'anno scorso. La crisi è già cominciata, anche se la politica europea si muove con lentezza. Il collegamento è diretto. Hormuz è uno snodo vitale per l'energia globale e l'instabilità su quello stretto spinge in alto i prezzi, comprime i margini industriali e scarica il costo finale su trasporti e beni di consumo. Il rincaro non resta tra i trader, arriva nei bilanci delle imprese e nelle tasche dei cittadini. Si ipotizza un fondo comune da 600 a 700 miliardi o un intervento straordinario. Ma prima delle formule tecniche, il problema è la capacità decisionale. Se le regole restano intoccabili anche in una crisi straordinaria, le economie nazionali restano esposte mentre i prezzi salgono. In uno shock energetico non bastano annunci o nuovi vincoli. Servono decisioni rapide e strumenti concreti. Perché quando Bruxelles rallenta, il conto arriva puntuale a casa nostra. E anche per oggi si conclude l'appuntamento con il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Buon proseguimento di giornata e appuntamento a domani. Avete ascoltato
il notiziario di Radio Libertà, realizzato